Mandi a tutti e a tutti. Mi chiamo Silvana Schiavi Fachin e ho insegnato linguis, francese e inglese e dal 1971 didattiche des linguis modernis e didattiche dal Furlan e Università dal Friul. Mi sono sempre occupata di educazione plurilinguale in plui linguis e di formazione dei insegnanti di linguis nativis come il Furlan, secondis come l'italiano e forestis come l'inglese, il tedesco, il francese. Ho il piacere di presentarvi il progetto editoriale 99 per Aulis, Fevela col Mont, Talking to the World, che ho realizzato con la collaborazione di Cooperative Futura di San Vito al Tiliment e delle agenzie regionali per lingue furlane, Arlef. Io userei degli esempi pratici su che queste schiatte di chiartis e poi si doprade per giuiare coi frutti e per sperimentare momenti didattici un'evore significativi. La pubblicazione è fatta di una schiatte che ha dentro 99 chiartis con disegni e testi che ha in crescita di complessità a man che si va indenant coi numeri. Le linguis dopradis sono principalmente il Furlan e l'italiano, ma questi si sono in altri 13 linguis che vengono identificati con 15 colori differenti. I disegni splendorosi dei chiartis che accompagnano i testi che ho scelto sono stati realizzati dal grafico e illustratore Patrizia Geremia, insieme ai giovani con gravi disabilità dal Centri Diurni.0. Questo prodotto editoriale è pensato sia per un uso ludico, per giocare in famiglia, ma anche per un uso didattico, per insegnare. La schiatte piccole è per i frutti, il formato grande, che adoperai io in questa dimostrazione, è per l'insegnante, che al puesto dopralo al suo lavoro des classes. Le paraules sono peadis a testi, tiriteris, tiantutis, proverbis, disle lenguis, istruzioni, poesie e via avanti. Non si tratta di liste di paraules scelte a sorte o peadis ad un contenuto, come i nemai, gli arbui, la mangiative o i planeti, ma paraules clave, peadis o miglior diavadis fur di un test. Le 99 chiartis presentano le paraules clave in plui linguis di una bande, accompagnate dai disegni e di che altre bande dai testi di riferimento, con piccoli notis e commenti esplicativi per aiutare i frutti a capire meglio le specie caratteristiche des variadas linguis e des variadas culturis. Le striche de schiatte piccole, o un suoi di che grande, gli insegnanti acchiatin la descrizione per italiano e per furlan, sevi dagli obiettivi, sevi dall'uso, sevi in ortografie, da impresti di doprà e soprattutto una descrizione des linguis doprades che sono 15, che vanno dal Furlan al giapponese, all'ebraico, al portoghese, al spagnolo, all'inglese, tutti con colori differenti. L'obiettivo primario di questo progetto è quello di portare i frutti, soprattutto delle scuole di infanzia e primarie, ma anche delle scuole medie, a scoprire plank a plank le analogie e le differenze che esistono tra i mus di via del mondo, le maniere di comportarsi, le scrodinci e le opinioni dei popoli del mondo, e individuali corrispondenze e le differenze che esistono fra elementi del sistema
morfologic, sintattic, lessical, che le lengues del mondo adoprano per pandi la diversità culturale. Anche l'introduzione di maniere diverse di scrivere è risposta a queste finalità. Si tratta dunque di promuovere un'educazione pluriculturale e interculturale, anche fonte di un'educazione plurilinguale, di insegnare prima di tutto e soprattutto a capire e rispettare chi e che sono differenti e differenti, per natura, divenienze, condizioni sociali, aspetti, lingue e via avanti, per aiutare a crescere senza pregiudizi e stereotipi, ma anche braurosi dai valori alti delle loro tradizioni storiche e culturali. Si può partire dai disegni e scoprire ciò che i scolari sanno già sull'oggetto, sulla figura, lasciando soprattutto sull'imprinto che adoprano la lingua che conoscono meglio, il furlan o la varietà di furlan, il italiano o la varietà di italiano, ma anche la lingua che adoprano in famiglia o le lingue di nuova immigrazione. Anche se ne conoscono questi favelis, è una maniera di far entrare queste ricette di sonori nelle nostre scuole, di valorizzare il patrimonio culturale che ogni frutto si porta sempre da ur e taccare tiesi dai leams a far dai punti tra noi e loro, tra la scuola e le famiglie, tra un paese e l'altro. I testi che si chiamano di che altre bande di ogni chiarte alla resi presentati, letti e analizzati e discututi a voce prima di passare alle attività di lettura e all'accordo di scritture fatte dai frus. Per i più piccoli, le chiarte sono anche in bianco e neri e si chiamano sul CD-ROM e anche sulla CD dell'Arlef e si può stampare per dopplarli con i arlefs, per incolorire, inserarli con altri materiali, plumis, claputs, gorais e via avanti. I materiali sono graduati in maniere progressive, di modo che se le difficoltà linguistiche se i contenuti accrescono da ordine numerazione delle chiartis, da prime al 99. Ci rende così di accompagnare il sviluppo mentale, ma anche la crescita delle competenze dei scolari. Abbiamo preparato anche una seconda stricca per offrire ai insegnanti la possibilità di richiedere intimo queste incursioni in campi antropologici, letterari, scientifici, diversi dal solito. Così accatteranno una bibliografia e una sitografia essenziale, accompagnate di una piccola biografia dagli autori dei testi che sono stati inseriti questi artis. Come daremo degli esempi più concreti dall'uso che gli insegnanti possono fare questi artis. Il primo esempio è pensato per i più piccoli, che non sanno intimo ne scrivi. Dopo la chiarte numero 10, si può staccare, ci scoprire a voi, c'è che scolare sanno già sulla figura, lasciando soprattutto sull'imprinto che adoprano la lingua che conoscono meglio, che all'uldì per il furlan la variante di chiesa o del loro paese. La maestra mette in luce che per furlan di qualche bande si discoce, di altri sbandi scavoce e di altri sbandi sentiamo, la me per esempio, ciucce barucce e a chiappe note de nuove maniere di clamare in altri lingue. Ci rende di fare ripetere le nuove parole dai frus per imparare meglio, per educare la vorele. Si può slindinant facendo il gioco dei ricercatori. Si dice ai frus di domandare in famiglia, ai smari, nonni, sagnis e viene
c'è che a fasin l'agnot dai muars. Di mod dire a quelli informazioni sulle usanze dal borg, dal paese, de region, ma anche di altre regioni e di altri paesi del mondo. Si può scollegare come la chiarte numero 10 con la chiarte numero 11, che spiega il perché che per inglese si chiama All Souls Day, con la tradizione di vestirsi in maniera stravagante e con maschere terrificanti per spaventare gli spiriti vaganti la notte dei morti. Sulle carte scritte anche per inglese. Una tradizione partita d'Europa e tornata dagli Stati Uniti come Halloween. A che spunto si può incolorire la cavoce oppure intaglianti une vere per metterle sul balcone. Poi squelas per i sgargias che sa ancora san belgià lei e scrivi e con tutte le procedure che è partita dal conosciuto di al che si sa per esperienze o per informazioni, per arrivare al nuovo. Si può smettere subito a confronto la usanza nostrane, per il 14 di febbraio, con la San Valentin, quando si comprano curisins e regalini per morosi, con che catalane, dal 23 di aprile per San Giordi, quando sulla Rambla di Barcellona i morosi a comprare rosis rossis per morosis e gli morosis libris per i morosi. Altri scollegamenti si possono fare col voto di marcia, che non è una festa, ma la giornata internazionale des Feminis. Giornata internazionale des Feminis, International Women's Day, Dia Internacional de la Mujer, per spagnolo. Si può anche fare di su o fare lei qualche articolo di Chiarte Costituzionale della Repubblica Italiana. Per italiano e esiste anche per Furlan. Oppure una chiante popolare, oppure una poesie. Si tratta di approfittare sempre per slargiare plank a plank il loro orizzonte, stuzzicare la loro fantasia e la loro curiosità. E parcerà dopo la chiarte numero 93, che per Furlan le imploie, per italiano pioggia, per inglese rain. Di altre bande, ai frusso e alle mestre si disin. E come immaginate una fruttina inglese che con una zut sfracaiata contro il verde dal balcone e dice rain, rain, go away, come again another day. E per finire una poesia in onore di Pierluigi Cappello. Dopo la pluie, il sgotarsi des fueis, la voie alte dei frus, sore la chiere sauride, dal chialale sul seren dalle mans, la luz come floride. A slis e crei e grant il cidin dentri, come il prin che si impie dopo il flagiel. Mi auguro che questi materiali possano aiutare a insegnare a lei e a scrivere come anche il fadie e a sfruttis e ai frus a imparare con più allegria.